Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, puntata dedicata in questo inizio di settimana per quanto riguarda Screenshot alla politica. Ci siamo lasciati con le elezioni, con i primi nomi per quanto riguarda il governo e ora sono stati eletti il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, però ovviamente mancano ancora la composizione del governo, lo si saprà insomma nelle prossime ore, sempre che all'interno della maggioranza, ovvero il centrodestra che ha il pallino dalla propria mano, non spuntino sorprese. Ne vedremo delle belle, infatti, per quanto sta accadendo appunto proprio nelle ore che ci hanno anticipato e anche in questi momenti. Chi invece è diciamo, fuori dai giochi, almeno per quanto riguarda al momento la formazione del governo, è il Movimento 5 Stelle che si sta bel bello all'opposizione, è ritornato a fare quello che sapeva fare precedentemente, un governo che è nato così all'opposizione. Cerchiamo un po' di capire anche da parte di questo movimento come si cerca un po' non diciamo di ricostruirlo, perché insomma il voto lo ha anche premiato da un certo punto di vista in queste elezioni, ma cerchiamo anche di capire come cercherà di affrontare le prossime sfide future, soprattutto per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali. E d'altronde, se non abbiamo il coordinatore regionale, non abbiamo un ospite valido proprio per quello. Luca Sut, eccolo lì. Buonasera, buonasera. Buonasera. Fatto tutto sto preambolo per dire che lei era al Parlamento, è uscito per pochissimo, ci eravamo lasciati insomma, quella mattina in cui lei era ancora, Certo. non si sapeva che fine avrebbe fatto, la ritroviamo come coordinatore regionale a costruire un partito che vuole dire la propria a livello regionale, far capire, immagino, adesso lei me lo dirà, come si fa a togliere la nomea di Partito del Sud e Partito Reddito della Cittadinanza, perché con questo voi avete lottato e state lottando, no? Per farvi capire ai prossimi elettori qua al nord, al nord-est. Sì, vogliamo far capire, abbiamo cercato anche di farlo in campagna elettorale, anche perché nei vari dibattiti a cui ho partecipato, ma anche quello che si è sentito anche nelle TV nazionali, sì, non solo quelle locali, l'attacco che ci è stato fatto come Movimento 5 Stelle appunto è stato proprio quello del partito del Sud e il partito della cittadinanza. È quello che abbiamo cercato di fare anche in campagna elettorale, che ho cercato di fare è quello di far cambiare idea, insomma, rispetto a questa visione che è molto ristretta, perché il Movimento 5 Stelle è chiaramente il partito che ha portato avanti la misura del reddito di cittadinanza, che è una misura, e non stiamo qui a ripeterlo, perché penso di averlo detto in Ah, tutte le certo. lingue ormai, è fondamentale per chi si trova in situazione di povertà, e anche quello che stiamo leggendo in questi giorni, uno studio da parte della Caritas che ha insomma finito che ci sono un gran numero sempre più crescente di poveri in Italia, ed è indubbio che una misura come il reddito di cittadinanza serva proprio per chi si trova sotto la soglia di povertà. Ma ripeto, il movimento non è solo questo, ma ha lavorato molto anche per il nord, e questo vuol dire molto anche per le imprese. Se parliamo nello specifico della misura del superbonus, che ha creato molte imprese anche in Mezzogiorno, si parla di quasi 3.000 imprese nate grazie all'esistenza di questa misura, ma è Mhm. una misura che poi, come sappiamo tutti, non è limitata solo a dare lavoro alle imprese, ma è tutto un sistema che porta benefici anche ai cittadini, all'ambiente, come ho sempre detto. Ma non solo, sono state tante misure di cui ci siamo occupati, come quella della transizione 4.0 portata avanti perché è stata trasformata rispetto alla misura che era chiamata Industria 4.0, cambiandola verso la detrazione fiscale, che Mhm. questo i crediti fiscali, che è stata una misura che è stata portata avanti appunto in questo senso proprio dal ministro Patuanelli, del Friuli Giulia. E quindi abbiamo fatto molte misure, forse non è arrivato ai cittadini a tutto quello che abbiamo fatto, ed è appunto per questo che cogliamo l'occasione anche per preparazione delle prossime elezioni regionali, per cercare di costruire anche un nostro programma regionale che sia molto rivolto appunto al nord, e quindi al Friuli Giulia, per far capire alle persone
appunto che è limitativo parlare solo di reddito di cittadinanza, anche perché appunto abbiamo molte proposte portate avanti, portate anche a termine, che guardano. Insomma, mi pare di capire, lei ha sviscerato tutta una serie di dati e argomenti, insomma, del vostro programma che voi avete portato avanti fin qui adesso, che questo è il vostro cavallo di battaglia, chi deve andare d'accordo con voi lo deve fare anche partendo da queste basi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, voglia o non voglia con determinati tipi di alleanze. C'è un sistema maggioritario qua in regione, voglia o non voglia, voi dovete comunque, diciamo, allargarvi per cercare di combattere contro l'asse, cioè contro probabilmente Fedriga. Cercare di allargarvi, dico, Il tema è con il questo. centro-sinistra, non è che potete giocare a perdere, no? Sicuramente sì, insomma, quando si partecipa a qualunque tornata si gioca e si partecipa per vincere, chiaramente non per perdere. E il dato di fatto però è che noi anche a livello nazionale, ma questo si ripercuote anche a livello locale, ci siamo posti all'interno di un campo che abbiamo insomma, che definiamo come campo progressista, ma che voglio definire più verso un campo ecologista, insomma, per chiamarlo così, tenendo conto di molti principi che portiamo avanti come Movimento 5 Stelle e temi che proprio sono improntati sulla transizione ecologica. E questi sono i temi, secondo me, fondamentali che prima di aprire, insomma, a parlare di alleanze vorremmo mettere sul tavolo in modo chiaro, ancora prima di parlare di nomi, perché abbiamo visto tutti quanti in queste settimane sia a livello regionale che a livello dei comuni, insomma, che andranno al voto, principalmente Udine, il prossimo anno, si sta parlando molto di nomi e poco dei temi. Quindi noi vorremmo mettere sul tavolo appunto questi temi per capire chi ci sta a portare avanti questi temi, non come è successo con l'alleanza che avevamo con il Partito Democratico a Roma, che poi è proprio caduta proprio su questi temi per noi fondamentali. Quindi scottati, per così dire, da questa esperienza, chiaramente, come ha detto il Presidente Conte, qualora dovesse esserci un avvicinamento, sicuramente l'asticella che porremo sarà molto più alta ed è quello che vogliamo fare. Chiaramente ancora non parliamo di alleanze, è un percorso che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi, avremo anche degli incontri con il Presidente Conte per definire appunto la strategia che vogliamo portare avanti chiaramente a Roma, ma anche sui territori. E tutto partirà da lì, quindi al momento io sono sincero, anche sono stato contattato da molte delle forze politiche qui in regione, nell'ambito del centro-sinistra, sia civiche che no, appunto per capire quali sono i nostri intendimenti. Quello che ho fatto è appunto ribadire quello che ho detto. Sì, Insomma, sì, si noi parte dai programmi, non si parte dai nomi, tant'è che se le esatto, dico... partiamo dai temi come abbiamo sempre fatto e penso che sia la cosa più giusta, perché poi si torna a cadere, e poi se non abbiamo una linea ben precisa, si torna a cadere quando ci sarà un momento Sì, di discussione sì, insomma, che non ci troviamo d'accordo. Quindi sì, tant'è che se prima io le partiamo da quella, dico... poi valuteremo le possibili e valuteremo sicuramente che quella è andata da soli. Quella non è una posizione che scaldiamo, insomma, valuteremo qualsiasi tipo di opzione. Tant'è che se le dico Venanzi o De Toni non le fa né caldo né freddo, ecco. Mi pare di capire, Esattamente, l'ha insomma, che detto lei. uno o l'altro non gli interessa, insomma, cioè, interessa i programmi che lui porta avanti. Oppure siete, Ma chiaramente, oppure ma siete voi soprattutto pronti ad avanzare un terzo nome, eh? chiaramente valuteremo anche quella strada. Come ho detto, noi non precludiamo nessuna strada, anche perché ci sono una serie di ragionamenti, come ho detto, che dobbiamo fare con il nostro capo politico, Presidente Conte, quindi non mi sembra giusto parlare di nomi in questo momento, perché dovremmo fare queste discussioni e soprattutto capire chi ci sta poi eventualmente sui temi di cui ho detto prima, e tra cui ce ne sono anche molti altri. Ma quando è che farete i coordinatori provinciali, mi scusi? Dovrebbe essere immediata, insomma, la rosa, insomma, i nomi
chiaramente li ho indicati io al Presidente Conte, si tratta solo di ufficializzarli, dovrebbe avvenire insomma, credo tra questa e la prossima settimana dovrebbero Ma essere è ufficializzati. quindi Chiaramente è una nomina da parte del Presidente Conte, quindi dobbiamo attendere lui. quindi lei ha fatto una rosa di nomi, ognuno per provincia, non ce li può dire perché ce Sì, li ha Conte, è Conte che deciderà, insomma, ecco. Però in base alle esatto, sue indicazioni immagino esatto. che non è che avrà stravolgimenti da quel punto di vista, No, 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 immaginiamo, chiaro. ecco, No, perché le chiedo perché ovviamente stringe il tempo, cioè siamo a novembre, possiamo dire, nonostante faccia caldo, però se le elezioni dovessero essere uno slot tra aprile e maggio, insomma, è dopodomani, tra virgolette, quindi bisogna anche capire un po' le alleanze, i programmi, i nomi, perché insomma 4 mesi, vabbè che non c'è nessun candidato vero a Udine, però insomma il tempo... Ok, questo è chiaro, però credo che i tempi ci siano, insomma, adesso stiamo, ripeto, attendendo anche perché la situazione a Roma si sta stabilizzando, insomma, parlo dal punto di vista del nostro come Movimento 5 Stelle, No, perché ci mi veniva sono da una ridere, serie di... detto stabilizzare, mi pare che sia tutto destabilizzante qua dentro, ma No, no, comunque... infatti sto parlando dal punto di vista del Movimento 5 Stelle come assestamento all'opposizione. Chiaramente ci sono una serie di operazioni burocratiche che devono essere fatte, che devono essere seguite chiaramente dal Presidente Conte. Appena terminerà con queste operazioni ci saranno, come ho detto, delle riunioni dedicate ai territori e su cui definiremo tutto quanto. Perfetto, io la ringrazio Sut, le manca il Parlamento? Grazie a lei. Le manca il Parlamento? Ma era un'attività che ho svolto per 4 anni, credo, con il massimo impegno, che mi ha dato tanto, che avrei voluto continuare, qui non lo nego perché sarei ipocrita a non dirlo, per portare avanti insomma, alcune tematiche che seguivo e chiaramente, insomma, però sono certo che i miei colleghi che sono stati eletti sapranno portare avanti le tematiche del movimento altrettanto bene e io continuerò a dare un loro supporto anche perché sono comunque sempre all'interno del Comitato per la transizione ecologica e il E movimento, cui allora, trattiamo queste e tematiche a livello allora, e nazionale. allora è una botta di ferro. Ma tanto può candidarsi, no, per le regionali, giusto? Lei? Sì, Sì, allora per le regole nostre posso candidarmi, vedremo, però non ho ancora sì, sì. deciso se candidarmi o meno, però è un'opzione che chiaramente valuterò. Bene, grazie, buona serata a Sut. Grazie, buona serata. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Nuovamente screenshot, seconda parte, da un ex parlamentare, Luca Sut, fuori dai giochi per quanto riguarda il Parlamento, a un parlamentare attuale, terza legislatura per lui, Walter Rizzetto, conosce molto bene la macchina burocratica, ma soprattutto vogliamo sentire qualcuno della maggioranza. Rizzetto c'è in collegamento? Eccolo lì, lo vedo, puntualissimo, preciso. Buonasera. Ci sono, buonasera a tutti voi. Allora, come sta andando nella maggioranza? Come sono i toni? Non bene, eh? Non benissimo, bene ma non benissimo verrebbe da dire, no? No, ma i toni, voglio dire, c'è stato qualche scaramuccia evidente degli ultimi giorni. Penso che oggi, con l'elezione dell'ufficio di presidenza alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ci si sia rimessi un po' in carreggiata. Penso che quanto è successo ieri è stato un piccolo incidente di percorso che ahimè capita, e parlo di posizionamenti posizionamenti politici per quanto riguarda i ministeri. Sul resto diciamo che insomma la linea del prossimo Presidente del Consiglio non cambierà, e quindi ci sono delle scaramucce, diciamo, pre-composizione del prossimo Consiglio dei Ministri. Però diciamo che oggi ho notato che c'è insomma un po' di distensione anche rispetto alla giornata di ieri, che è stata evidentemente abbastanza piena di dichiarazioni, di video, di audio. Purtroppo gli audio in questo Quindi momento insomma non stanno io dando, non vi danno vita facile, ecco, tutte queste... no, La vivete un po' così. direi di no,
Allora, c'è un leggero problema con il video, vediamo se riusciamo... Rizzetto, se riesce sarà a stare... sarà un esecutivo. Eccoci. Mi sentite ancora? Sì, sì, adesso la sento. La sento. Ah no, io adesso vi sento e vi vedo. Perfetto, sì, sì. Sì, dicevo scusate, ma sono in viaggio. E penso che comunque, voglio dire, la composizione di questo esecutivo sarà una delle composizioni più rapide della storia repubblicana, e quindi entro la prossima settimana, diciamo martedì o mercoledì, dopo la presentazione e il primo Consiglio dei Ministri, chiaramente insomma andremo in aula per votare la scelta. Quindi penso che i tempi saranno brevi. Ecco, è sparito nuovamente l'audio, abbiamo qualche problema perché ovviamente l'ospite... Eccoci. Sì. Insomma, di tempi molto brevi. Sì, allora, momento di confusione, proprio sull'audio, in questo momento è sparito Rizzetto, no? Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Sono gli audio Sì, che Rizzetto, mettiamola così, sdrammatizziamola, sono gli audio che fregano, perché ogni volta che si parla di questi audio c'è sempre qualche problema nel mezzo. Le chat di WhatsApp e gli audio sono sempre le cose che ti fregano, quindi io, non avendo nulla da nascondere, però ne utilizzo molto pochi. Esatto. Vi rinnovo le scuse, ma purtroppo sono in... È impossibilitato, ecco, poter parlare. Allora, vediamo se riusciamo a ripristinare... Vi sento. Ok, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, magari stacchiamo un secondo, io ne parlo, andiamo avanti, chiedo alla regia o ripristiniamo, ecco, ripristiniamo di nuovo il collegamento. Allora, prima abbiamo parlato con Luca Sut, no? Del Movimento 5 Stelle, ci ha fatto capire, insomma, quanto è importante per loro ripartire dall'opposizione, dai temi, dai programmi, più che dalle alleanze in questo momento e dai nomi. È il Movimento 5 Stelle che cerca appunto di poter ripartire proprio da questo. C'è un altro partito invece che al momento domina la scena nazionale, è il Fratelli d'Italia, che cerca di creare queste alleanze con il proprio centrodestra per poter governare. Vediamo se Rizzetto è nuovamente con noi. Io vedo il suo viso ma non sento più la sua voce. Rizzetto? Eccoci, mi sente? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Niente, sì, no. Io sento. Ecco, perfetto. No, dicevo, è difficile creare una maggioranza in questo momento oppure lei pensa che, da quello che ho capito, insomma, si riuscirà a creare in pochissimi giorni? Allora, si riuscirà sicuramente a creare in pochi giorni. Le rinnovo entro la prossima settimana. Comunque il prossimo governo verrà in aula per ottenere la fiducia. Diciamo che la cosa più difficile è effettivamente cercare di risolvere i molti problemi che evidentemente insomma affliggono il nostro paese. Però voglio dire, c'è un governo che deve essere dedito a questo. E quindi insomma io penso che chi sarà al governo ce la metterà veramente tutta per fare veloci e per fare bene. Rizzetto, parliamo un po' anche di regionali e di comunali, le va? Così ci distacchiamo un po' dal discorso nazionale. Lei starà guardando con attenzione, no? Quello che sta avvenendo a Udine. Proviamoci. Sta guardando con attenzione quello che sta avvenendo a Udine. Lo guardate come spettatori o aspettate Fontanini che faccia il primo passo? No, c'è un problema. Ma sì, no, ho sentito. Sì. Diciamo che noi stiamo guardando con assoluta attenzione quelli che sono due appuntamenti molto importanti per il prossimo anno, ovvero le amministrative, come ricordava lei, le prossime elezioni regionali. Abbiamo, rispetto al fatto che un bravo presidente uscente debba continuare a fare il suo lavoro, rispetto alle prossime amministrative andremo di comune in comune per cercare di capire gli uscenti quando vogliono ripresentarsi ed eventualmente insomma cercare di capire quale sarà la migliore composizione per quanto riguarda
le amministrazioni comunali che sono di fondamentale importanza. Se lei, e cerco di anticipare, vuole chiedermi notizie su Udine, io penso che Pietro Fontanini abbia lavorato bene e quindi siamo, perlomeno il partito che rappresento, è in attesa comunque dello scioglimento della eventuale riserva che Pietro Fontanini può avere. In ogni caso, una volta che Pietro Fontanini vuole ripresentarsi, lo rinnovo da uscente nel comune di Udine, Fratelli d'Italia c'è. Ma avete un piano B? O C? Rizzetto, avete un piano B? Mi sente? Ma io penso che non, voglio dire, non serva un piano B quando c'è un piano A che, lo rinnovo, penso e confido che insomma Pietro Fontanini possa presentarsi per la guida della scienza, per cercare di capire effettivamente di percorrere il piano A, che per noi è quello di Pietro Fontanini. Senta, quando Rosato aveva gettato quel nome nella mischia dicendo De Toni, siamo pronti ad appoggiare De Toni al centrodestra, lei è stata solo una boutade secondo lei oppure un tentativo per capire se voi quel nome di De Toni veramente l'avreste utilizzato? No, guardi, al netto del rispetto che io porto per l'ex rettore De Toni, penso che Rosato abbia fatto un'incursione a Udine e, come ho già dichiarato, una volta terminata questa incursione a Udine, Rosato non si occuperà più della città di Udine, quindi ha provato a vedere l'effetto che fa, lo rinnovo, è stata un'incursione, però io vi posso garantire che l'ex vicepresidente della Camera Rosato non si occuperà più di amministrativi a Udine, ha perso l'interesse forse. Ho capito. Voi De Toni non vi è mai interessato? Rinnovo con tutto il rispetto che io provo per De Toni, resto diciamo nel mio solco, nel senso che c'è sempre, come lei sa meglio di me o come me, la logica del candidato uscente, del sindaco uscente. Quindi una volta che lo rinnovo, Fontanini ci dirà apertis verbis che vuole ricandidarsi, lo fa con entusiasmo, per noi Fontanini è la prima scelta. Senta, le chiedo l'ultima cosa, lei è tra i papabili sottosegretari? Qualcuno ha fatto il suo nome? No, non lo so, non sono io a deciderlo, vediamo quello che succederà nelle prossime ore. Cosa si vorrebbe occupare? Eventualmente? Io penso che potrei ritornare ad occuparmi di lavoro pubblico e privato, di pensioni, di legge Fornero, che non dovrà più esserci nel nostro paese, di flessibilità in uscita, flessibilità in entrata nel mercato del lavoro, cercare di dare una mano a donne e ragazzi che non riescono a trovare un'occupazione. Andare a fare una revisione, voglio dire, rispetto al reddito di cittadinanza. Negli ultimi 10 anni mi sono occupato di questo, vorrei continuare ad occuparmene. Perfetto, io la ringrazio Rizzetto, sa, dopo che non abbiamo più parlato di Berlusconi l'audio è andato benissimo, sarà un caso, sarà un caso, ma i primi 5 minuti è stato un dramma. È vero, infatti scusate ancora. No, ma sì, figuri, sono cose che capitano. Abbiamo quasi combinato. Sì, ne abbiamo combinato sicuramente. Abbiamo parlato di Berlusconi e guardi, di nuovo c'è un fermo immagine, è incredibile. Va bene, la ringrazio Rizzetto. Grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Bene, grazie a tutti, ci vediamo domani in un'altra puntata di Screenshot, stessa ora, 19:45. Grazie, arrivederci.